Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Immaginate Milano all'inizio del Seicento, una città viva attraversata da mercanti, religiosi, artisti, una città che custodisce tesori straordinari, ma allo stesso tempo fragile, vulnerabile. Tra questi tesori, uno su tutti preoccupava gli uomini di cultura del tempo, il Cenacolo di Leonardo da Vinci, il grande affresco nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. Già allora, più di 400 anni fa, l'opera appariva come consumata. I colori si stavano spegnendo, le figure perdevano definizione. Era come se Leonardo si stesse dissolvendo sotto gli occhi dei milanesi. È in questo clima che entra in scena Andrea Bianchi, un pittore milanese di eccezionale talento, conosciuto da tutti con un soprannome affettuoso, il Vespino. Era un artista silenzioso, preciso, meticoloso, ma soprattutto era l'uomo di fiducia del cardinal Federico Borromeo, uno dei grandi promotori di cultura della storia di Milano. Federico vedeva in lui qualcosa di raro, la capacità di osservare un capolavoro fino a comprendere ogni fibra, ogni passaggio di pennello, ogni vibrazione di luce. Per questo gli affidò un compito tutt'altro che semplice: realizzare copie fedeli dei grandi maestri del Rinascimento, e in particolare di Leonardo da Vinci. Non si trattava di esercizi di stile, erano missioni di salvataggio. Il cardinale temeva che alcuni capolavori potessero andare perduti per sempre, rovinati dal tempo, dall'umidità o dalla semplice incuria. Le copie del Vespino diventavano così una sorta di backup ante litteram, un modo per fissare su tela ciò che la storia rischiava di cancellare. La prova più sorprendente di questo lavoro la troviamo nella grande copia dell'Ultima Cena. Il Vespino iniziò a dipingerla nel 1611 e la completò 5 anni dopo, nel 1616. Immaginate la scena: davanti a lui l'originale di Leonardo già sbiadito, interrotto da zone in cui i colori si erano staccati completamente, e lui, con pazienza quasi monastica, a ricostruire i volti, i gesti, la luce, come se volesse restituire vita a ciò che stava svanendo. Nell'angolo superiore sinistro della tela, il cardinale volle inserire una frase latina che ancora oggi colpisce per la sua lucidità. In italiano è: «Le parti del cenacolo che ancora rimangono stanno fuggendo via. Questa copia è stata realizzata perché l'opera di Leonardo possa essere conservata». È una dichiarazione potentissima, ci racconta che già agli inizi del Seicento il cenacolo era in condizioni critiche e che la sua perdita sembrava imminente. Ci racconta anche un'altra cosa: che Milano, attraverso Federico Borromeo e il Vespino, avevano deciso di non arrendersi. E così, mentre la polvere del tempo aggrediva l'opera originale, un'altra vita del cenacolo prendeva forma sulla tela del Vespino. Non una semplice imitazione, ma un atto di tutela, una forma di resistenza culturale. Quando oggi osserviamo questa copia conservata all'Ambrosiana, vediamo molto di più di un dipinto. Vediamo la testimonianza di una stagione in cui salvare un'immagine significava salvare un pezzo di memoria collettiva. Vediamo un artista che, con umiltà e dedizione, si è messo al servizio di una missione più grande di lui. Vediamo una città consapevole del valore del proprio patrimonio, pronta a difenderlo anche quando sembrava destinato a scomparire. Il Vespino non è solo un copista, è un custode, è l'uomo che 4 secoli fa ha permesso a noi, oggi, di avvicinarci un po' di più all'intenzione originaria di Leonardo. E questo, in fondo, è il miracolo silenzioso della storia dell'arte. Mentre tutto cambia, qualcuno si prende cura di ciò che non deve andare perduto.